Un nuovo appuntamento con Brescia in tavola, ben trovati, siamo in piazza Moretto, alle nostre spalle la Pinacoteca, bella e frequentata della nostra città, e invece alla vostra sinistra del teleschermo c'è il signor Nicola. Ciao Nicola, ben trovato. Ben trovato anche a te. Sei preoccupato, che succede? Sì, molto preoccupato. Ti conosco e... Si parla di cucina bresciana. Tu Nicola, di che ti occupi? Che fai nella vita? Lavoro come impiegato. E nel tempo libero? Se c'è tempo libero? Bicicletta. Bicicletta, ma fuori strada, in strada? No, in strada. Ok, quindi Bici da corsa. Va bene, e si macinano parecchi chilometri? 60, 70, 100, dipende dalle volte. Ecco, dalla preparazione e dalla prontezza atletica. Allora, di cucina invece Nicola, come sei messo? Cucini? No, molto male. Non so cucinare, cucina mia moglie e anche i miei figli. La moglie cucina bene? Molto bene. Però della cucina bresciana ci sarà un piatto magari che preferisci? Beh, non so, il manzo all'olio per esempio, molto buono. Cucinato dalla moglie? Cucinato dalla moglie, sì. Specialità di Rovato, se non sbaglio. Esatto, sì. Anche nelle nostre puntate. Invece si parla di manzo nella puntata di oggi, ma non il manzo all'olio, ma un manzo uso lepre, che effettivamente suscita anche un po' curiosità, pare originario della Valle Trompia. Ora io ti dico, caro Nicola, degli ingredienti, tu mi dici se secondo te sono presenti o meno in questa ricetta. Allora, muscolo di manzo. Sì. Vino rosso. Direi di sì. Liquore. No. No, bravo. Cipolle. Sì. Lardo. Sì. Sì. Curcuma. Non so nemmeno cos'è, per cui diciamo no. Ok. No, una spezia che non è della nostra cucina. Burro. Mettiamoci anche il burro. Sì. Limone. Sì. Sì, bene. Carne di lepre. No. Vedi? Però sai, uso lepre, poteva dare adito, esatto. Sale e pepe. Sì. Cannella in polvere. Direi di sì. Uva sultanina. No. Uva sultanina lascia nel panettone. Va bene, bravo Nicola, grazie, e andiamo a raccontare questa ricetta. Restate con noi. Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalato, che forma e sa la nostra. Un nuovo appuntamento con Brescia in tavola, eccoci qui nella vostra cucina, grazie per seguirci così numerosi, vi vogliamo bene e vi insegniamo, insomma, che senza grosse pretese anche oggi, insomma, un nuovo piatto, perché ne siamo certi, anche voi a casa ne conoscete tanti e molti più di noi. Protagonista di oggi, vedete anche dai nostri ingredienti, non sono dolci, non sono contorni, ma è un secondo, perché è buono. Tu vai bene per i secondi, ti piacciono? Io sì, adoro anche i primi, a dire la verità, e si vede, ma adoro anche i secondi. Pesce o carne? Prevalentemente carne, ma mi piace anche il pesce. Sì. Vabbè, ma che te lo chiedo a fare? Ma sì, ma infatti, ma mi piace tutto. Quale piatto preferisci? Quello che ho di fronte. Questo. Va bene, allora, manzo uso lepre. Avete visto il gioco degli ingredienti, ribadisco, tra poco ve li raccontiamo. Perché manzo uso lepre l'abbiamo chiamato così? Perché insomma, dovrebbe esserci la lepre e il ligor, come si dice? Ma non c'è, questa è una ricetta tradizionale della Valle Trompia. Tu la Valle Trompia la frequenti, la conosci? Non troppo, sì, non troppo però. Magari voi invece che ci state seguendo, una parte di voi sono proprio originari o residenti in quella zona, quindi insomma speriamo di dire le cose bene, altrimenti ci tirerete, speriamo, simpaticamente le orecchie. Va bene, si usa quindi il manzo al posto della lepre, e probabilmente per preparare un piatto tipico di selvaggina in stile cacciatore o brasato, ma con un'alternativa più accessibile. Esattamente, perché vaca taratè, Lego. Poeta svelta, non è facile. In Valtrompia è comune preparare piatti alla lepre anche senza usare la selvaggina, la lepre vera, insomma, per riprodurre un po' i sapori forti e rustici della selvaggina. Quando non si ha la lepre, come appunto nel nostro caso, usiamo il manzo, vedete il muscolo, il cappello del prete,
In questa ricetta sarebbe meglio il muscolo. Il muscolo, Sì, ecco. sì. E si simula la marinatura e la lunga cottura tipica, insomma, per riprodurre un po' l'aroma, il sapore della selvaggina. Allora, manzo, uso lepre, il nostro secondo di oggi. Io vedo già degli ingredienti, pure i limoni ci vogliono. Sì, per la marinatura, direi. Questo è il vino, questo che è il lardo, le cipolle, sì. Allora, vediamo un po', quindi, che serve? Diciamolo bene. Quindi avremo, noi qui abbiamo dei bocconcini, ma dovremo prendere del muscolo di bovino. Di bovino, di manzo, che noi affetteremo, faremo delle fette abbastanza alte, non troppo sottili, in maniera tale che non risulti troppo asciutto. Ecco, quindi noi l'abbiamo tagliato a bocconcini, ma andrebbe meglio a... Sì, assolutamente sia fette, sarebbe meglio affettarlo, però insomma poi anche qua è sempre questione può piacere di più il bocconcino piuttosto che questa è la nostra lepre. Questa è la nostra lepre. Ci vorranno delle cipolle, del limone, del lardo, come abbiamo già detto, del burro, anche il burro, del vino rosso, chiaramente del vino rosso, del sale, del pepe ovviamente, e della cannella in polvere. Va bene, allora questi sono i nostri ingredienti, vediamo ora la lavorazione, Federica. Perfetto, il procedimento anche qui non troppo difficile come tutte le altre nostre Vogliamo ricette. fare cose accessibili. Esatto. Proposte accessibili. Quindi prenderemo il nostro muscolo di manzo e lo affetteremo, lo faremo a fette piuttosto spesse per non far risultare troppo asciutta poi la carne. Le batteremo con un mattarello di legno per ammorbidirle un attimino e le metteremo in fusione. Carne. Sì, anche col batticarne in genere. Io lo faccio con il mattarello, poi insomma. Non devono proprio essere fini, anzi. No, è per ammorbidirle, non per farle diventare sottili. Esatto. Poi le metteremo in fusione in una terrina con appunto il nostro limone, sarebbe meglio non trattato. Quindi combustibile. Esattamente, lo faremo a pezzi, non sarà spremuto, del pepe, della cannella in polvere ed il vino. La marinata, questa è la marinatura, la marinata va fatta riposare almeno 24 ore, mi raccomando, perché è molto importante, esatto, per la riuscita del piatto. Un giorno intero. Esatto, poi metteremo il nostro lardo battuto in un tegame e lo faremo soffriggere con il burro e la cipolla. Quindi aggiungeremo, una volta soffritta la cipolla, aggiungeremo le nostre fette di manzo sgocciolate dalla marinatura. Esattamente. Nella padella dove abbiamo fatto esattamente, dove ci sarà il soffritto, le faremo cuocere per alcuni minuti rigirandole. E verseremo sulla carne il nostro vino della marinata. Sì, chiaramente dovremo filtrarlo perché ci saranno poi i residui del limone, delle cipolle, capisci? Poi saleremo. A fine cottura si fa questa operazione non proprio a fine cottura, una volta girate un paio di volte le nostre fette, aggiungeremo la nostra marinata filtrata, saleremo e proseguiremo la cottura fino a che il liquido non sarà un attimino rappreso, ristretto, un po' più denso, diciamo, un po' un sughetto, e la carne quindi sarà diventata un attimino più morbida, non ci vorrà troppo tempo essendo tagliate a fette. Certo, quindi anche è più lungo ovviamente la fase della marinatura. Esattamente. Però quella che te frega, la prepari, la lasci lì, non ci devi pensare. E la cottura poi è abbastanza rapida. Sì, adesso poi sarà chi è più al dente, meno al denso, sarà più duro. Una mezz'oretta circa, poi dipende dal tipo di carne. Esatto. Va bene, come sempre attenzione alla qualità della carne, insomma cerchiamo è la parte consistente del piatto. Insomma. Anche comunque il vino, un buon vino sicuramente renderà il piatto ancora più saporito. Poi se avete la lepre, ce l'avrete raccontata. Se avete la lepre. Siete forti, veloci, scappate, correte più veloci di lei. Va bene, vi salutiamo allora, grazie per essere stati in nostra compagnia, alla prossima, ciao. Che bontà, piace al sindaco e al sacrestà, tu caso un sei e tutto il resto, e gos de via, tutto a posto.